Bene, 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 bene.
dalle presenti e tutti i presenti. Mi fa molto piacere portare un saluto in questa mia veste istituzionale di Presidente del Consiglio regionale, ma soprattutto fa molto più piacere ricordare con le associazioni presenti oggi, Luca Coscioni, ma anche Walter Piludu, quello che è stato in questi anni e che in questi anni ha portato alla battaglia civile di libertà relativamente a un diritto importantissimo che è quello dell'eutanasia. Prima si faceva riferimento a Englaro, Peppino, che io ho conosciuto personalmente, ma stiamo parlando di oltre 20 anni fa, quando un padre ha portato al diritto della figlia di arrivare a un suicidio assistito. E ho vissuto con lui quel periodo difficilissimo, che però ci dice oggi, nel 2024, quanta strada c'è ancora da fare, considerando anche il filmato che abbiamo visto di Laura, un filmato che racconta la quotidianità di una persona che chiede di poter liberamente arrivare a un suicidio assistito, e lo fa per amore, non lo fa nei confronti di avere contro qualcosa o contro qualcuno, lo fa per amore, perché credo che sia anche un gesto di grande amore per se stessa, per la famiglia, e sia un gesto di amore anche per dare un diritto nei confronti di tantissime altre persone che si trovano nelle stesse condizioni. Noi abbiamo conosciuto Walter Piludu, presidente della provincia, abbiamo visto quanto ha sofferto in quel periodo, abbiamo conosciuto la figlia di Peppino Englaro, vediamo costantemente purtroppo tante altre persone, perché sono più di quelle che Laura ci ha fatto vedere oggi nel suo filmato, nel suo racconto, nella sua storia, che ci deve aiutare. È chiaro, non è solo un problema, devo dire, che dobbiamo relegare ai medici, che dobbiamo relegare al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, è un problema che spetta alla politica. Spetta alla politica perché c'è un vuoto, un grandissimo vuoto. C'è la Corte Costituzionale che nel 2019 ha stabilito i 4 requisiti per poter definire suicidio assistito. La politica deve fare il suo percorso, deve fare i suoi passi. Lo hanno fatto alcune regioni, noi ci abbiamo provato la scorsa legislatura a novembre del 2023, depositando la proposta di legge 383, non ci siamo riusciti. Io credo, proprio per quello che rappresentiamo, per questa nuova compagine che vogliamo rappresentare, che ha fatto un po' della difesa dei diritti e fa della difesa dei diritti, qualunque diritto, la sua matrice, la sua identità, il suo essere difeso. Io sono convinto che noi questa proposta di legge all'inizio della legislatura non abbiamo alibi, dobbiamo non solo depositarla, ma dobbiamo approvarla. Io vedo qui la mia collega Camilla, non vedo tanti altri consiglieri regionali che in queste ore mi hanno sentito e mi hanno dichiarato la propria disponibilità a riprendere il testo con l'associazione Luca Coscioni e depositarlo. Io credo che questo qui, al di là di tantissimi altri temi che investono la nostra isola, sia veramente un tema di libertà, di civiltà e soprattutto un grande tema di amore, perché lo voglio definire così, la libertà di una persona di definire il momento in cui vuole, perché si trova in quelle condizioni mediche in cui c'è soltanto una parola fine, vuole avere la libertà di vivere la vita, di guardare un cielo diverso. Io credo che dobbiamo lasciare a tutte queste persone la possibilità di vedere un cielo diverso. Ne abbiamo la possibilità, ne abbiamo politicamente il dovere etico e morale. Io credo che probabilmente siamo giunti al momento che spetta solo a noi, spetta a quei 60 consiglieri che sono stati eletti, e spetta soltanto a noi non deludere Laura, non deludere il percorso politico di Walter Piludu e soprattutto non voler deludere tanti di voi che siete qui presenti, per ricordarci che ormai è giunto il momento per anche la Sardegna abbia la propria legge come altra regione. Per cui grazie dell'opportunità di portare un saluto, ma soprattutto grazie dell'opportunità che date alla politica di ricordarsi che fra tante altre cose c'è anche questa che riguarda un diritto civile fondamentale per le persone. Grazie, buon lavoro. Grazie all'onorevole Nannini. Ora proveremo a collegarci con il dottor Mario Riccio. Inizialmente doveva essere previsto l'intervento del dottor Mario Cardia. Purtroppo per un problema personale non potrà essere presente il direttore dell'anestesia e rianimazione. Abbiamo pensato di coinvolgere comunque un medico
dottor Mario Riccio, che ha maturato comunque un interesse nel campo bioetico, in particolare sul tema del fino vita, come componente della consulta di bioetica dal 98, componente del gruppo di studio sulla bioetica, e tra l'altro ha partecipato anche alla stesura di Mi senti? La sentiamo, dottor Riccio? Bene, buonasera. Posso iniziare? Sì. Quindi posso iniziare adesso? Sì, dottor Riccio. Perfetto, allora io ringrazio per l'invito, la Cellule Coscioni della Sardegna e Liberi Subito. Sono, come qualcuno avrà sicuramente introdotto, sono a sostituire l'amico Mario Cardia che non è potuto intervenire, e voglio parlare della proposta di legge e dell'importanza della proposta di legge che le cellule Coscioni stanno facendo in Italia, e poi voglio parlare anche assai brevemente, visto che sono intervenuto da lontano, è sempre un po' complicato seguirlo per chi ci ascolta, voglio parlare dell'importanza della morte medicalmente assistita, del perché il suicidio assistito e perché la morte medicalmente assistita. Innanzitutto una legge regionale non introduce nulla di nuovo nell'ordinamento e nella vita, come posso dire, legislativa, politica del paese, ma semplicemente servirà per poter applicare in maniera rapida, certa, quella che è la sentenza, i contenuti della sentenza di J. Fabio Cappato, cioè quanto la Corte Costituzionale, come si è espressa la Corte Costituzionale sia nella sentenza a suo tempo di J. Fabio Cappato, quanto recentemente e in maniera molto importante si è proprio espressa ancora sull'applicazione della morte medicalmente assistita. Questo perché in verità i pochi casi che ci sono stati in Italia, 4, di cui 3 gestiti dall'Associazione Luca Coscioni e 2 da me personalmente condotti di suicidio assistito, hanno avuto delle vicende molto complicate, nel senso che i tempi sono stati estremamente lunghi, molto complicati, gli ospedali a cui si sono rivolte le persone addirittura non avevano ancora costituito le commissioni per poter valutare i criteri, che non starò qui a ricordare,
che ha indicato la Corte Costituzionale, quindi con tempi che addirittura sono diventati, direi, biblici. Nel primo caso di Mario Federico a Senigallia nel 22 addirittura ci vogliono 2 anni e mezzo, di cui più di un anno fu passato nelle aule di giustizia, perché inizialmente addirittura l'ospedale di pertinenza si rifiutava di procedere anche con il solo accertamento delle condizioni di Mario Federico. Una legge regionale invece permetterebbe tempi certi, tempi sicuri, e soprattutto una volta accertato che il soggetto aveva i criteri richiesti dalla Corte Costituzionale, l'applicazione sarebbe certa e sicura. Però io voglio insistere e voglio spiegare il mio punto di vista, ovviamente, sul perché la morte medicamente assistita è un dovere morale del medico oggi. La moderna medicina ha modificato moltissimo il nostro vivere, ha allungato la vita, ha curato e guarito molte patologie che un tempo erano considerate irreversibili, ma ovviamente non tutte queste patologie sono state curate, sono state rese guaribili. Molte rimangono curate e si cronicizzano, condizionando la vita del paziente e creando delle condizioni di cronicità. Ora, è in queste condizioni di cronicità che spesso il paziente non ritrova più la condizione stessa che aveva sperato, insieme al medico ovviamente, ma magari accetta certe condizioni di cronicità per un certo periodo di tempo e poi a un certo punto non accetta più questa condizione e ritiene questa condizione peggiore della morte, cioè sostanzialmente rivuole la sua malattia. Questa rappresentazione che ho fatto poi la possiamo concretamente rappresentare e concretizzare nelle varie patologie, nei vari casi che abbiamo visto in questi anni. In fondo il caso Welby, il caso Inglaro, il caso di Mario Federico, ma i tantissimi casi che si susseguono, perché poi non dobbiamo considerare che questa situazione siano legate a singoli e pochi casi, come spesso viene fatto come critica, no? Ci sono migliaia di casi Welby, migliaia di casi Englaro, migliaia di casi di Mario Federico, migliaia di casi Anna di Trieste, questo per dire i casi più noti. A questo punto il paziente ha 2 strade per poter concludere la sua vita. Una strada che sono le cure palliative, la sedazione palliativa continua profonda, che è una strada assolutamente legittima, sul quale bisogna fare tantissimo, bisogna fare ancora molto nel nostro paese, ma può richiedere, a mio parere, anche un'altra strada, cioè può richiedere al medico di poter morire in maniera rapida e indolore e diretta. E questa è la morte medicamente assistita, sia essa suicidio assistito che eutanasia. Io penso che sia un dovere morale del medico rispondere affermativamente anche a questa seconda strada, perché è insieme al medico che il paziente ha combattuto, ha percorso una strada che pensava lo portasse magari alla guarigione, non lo ha portato alla condizione di cronicizzazione, ripeto, che inizialmente è stata accettata. In un secondo momento il paziente insieme al medico riconoscono che questa condizione non è quella che era sperata, è quella che non è più tollerata, e a questo punto io penso che, come la medicina ha avuto il pregio di allungare la vita, cronicizzare la malattia del soggetto, renderla anche in parte accettabile, così ha il dovere di aiutare in maniera diretta, se lo richiede il paziente, alla morte stessa del paziente. Per concludere, e poi rimango a disposizione eventualmente per il dibattito, per delle domande, quando si sostiene che le cure palliative risolvono tutto, non è vero, non è così. Gli stessi palliativisti incominciano a riconoscerlo per alcuni motivi. Il primo, che c'è un 3-7% di pazienti che non risponde alle cure palliative e addirittura andrebbe incontro a sedazioni palliative lunghe, complicate. Poi possiamo parlare dei rapporti fra sedazione palliativa continua profonda e morte medicamente assistita, rapporti non clinici, rapporti morali, cioè la differenza morale che ci può essere, a mio parere non ce n'è. Altra cosa, le cure palliative convivono con la morte medicamente assistita
Nei paesi che hanno una legislazione sulla morte medicalmente assistita, suicidio assistito o eutanasia, Olanda, Belgio, la Spagna, recentemente il Canada, si vede che i pazienti passano attraverso le cure palliative, acquisiscono le cure palliative, le utilizzano le cure palliative, poi giungono a una condizione alla quale preferiscono invece rapidamente giungere a morte e quindi vanno verso la morte medicalmente assistita. Quindi non esiste una contrapposizione fra le due cose. Anche i casi che vediamo noi, e concludo con l'associazione Coscioni, vediamo che si rivolgono a noi dei pazienti che sono già in cura palliativa, che però hanno magari vissuto una condizione gestita dalle cure palliative, ma la ritengono ormai insufficiente e comunque non quello che il paziente vuole. È una libertà di scelta, è una libertà del soggetto. Io la pongo insieme alle grandi libertà delle persone, la libertà di voto, la libertà di decidere politicamente il proprio destino, la libertà di avere o il diritto di avere un lavoro, il diritto di avere un orientamento sessuale come si vuole. Sono i grandi diritti, i nuovi diritti, e credo che la medicina non possa non rispondere anche a questa richiesta, a queste nuove richieste. Grazie. Mi avete sentito? Grazie, dottor Riccio, la ringraziamo e la salutiamo. Bene, allora intanto vi chiedo scusa per alcuni problemi tecnici con i collegamenti sia qui in sala che nelle dirette su Facebook e YouTube. Vorrei ringraziare i volontari e le volontarie dell'associazione, della cellula Coscioni Sardegna, perché veramente senza il loro sostegno e il loro aiuto non avremmo organizzato questa iniziativa. Farei davvero un applauso a Gabriele Casanova, Laura di Napoli e alle altre volontarie e agli altri volontari. Tra l'altro in questi giorni ho notato con una piacevole sorpresa la locandina di questa conferenza appiccicata in ogni luogo di Cagliari. Non vedevo una cosa del genere dai primi del 2000. Quindi veramente grazie, perché questo significa che c'è passione, c'è veramente voglia di credere in questo progetto di autodeterminazione. Io penso che la domanda che ci siamo posti nell'organizzazione di questa conferenza e che è emersa anche nell'analisi che ha fatto il dottor Riccio, nell'analisi che ha fatto Marco Cappato e la dottoressa Filomena Gallo è una sola. Chi si prende della politica la responsabilità? Chi si prende della politica in Sardegna la responsabilità di portare in Consiglio regionale questa necessità, questo bisogno di autonomia e di autodeterminazione? Certamente grazie alla disobbedienza civile di Marco Cappato, per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani, DJ Fabo, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019, dichiarando l'incostituzionalità parziale dell'articolo 850 del codice penale. Certamente c'è da considerare anche, come spiegava bene il dottor Riccio, il ruolo del medico e quindi dell'alleanza terapeutica, del consenso informato, del coinvolgimento del medico, che sono principi essenziali. Esiste però poi una questione decisiva che costituisce l'ispirazione profonda anche del testamento biologico, cioè in ultima istanza alla resa dei conti chi è poi il titolare
della decisione finale? Chi decide della mia vita? Chi decide della mia vita? Una domanda del genere così delicata, così profonda, così preziosa, così importante, è necessario che arrivi al confronto e al dibattito anche in Sardegna, nel nostro massimo organo della democrazia statutaria, che è il consiglio regionale. Per questo abbiamo chiamato al nostro confronto, abbiamo invitato l'onorevole Camilla Assoru, che vorrei chiamare qui, che è presidente della seconda commissione del Consiglio regionale ed è una consigliera regionale del Partito Democratico. A lei la domanda più scottante di questa conferenza: chi si prende della politica la responsabilità? Prendo questo di... Sì. Assolutamente. Allora, innanzitutto grazie per questo invito, buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio moltissimo l'associazione Luca Coscioni, ringrazio moltissimo Laura Di Napoli e Gabriele Casanova, che da subito mi hanno coinvolta in questa iniziativa, sia in questa iniziativa che in realtà hanno da subito portato, appena elette in Consiglio regionale, hanno subito portato questo importante tema all'attenzione dei consiglieri e delle consigliere di questa legislatura. Ringrazio sicuramente moltissimo Marco Cappato, che da anni mette la faccia, mette il tempo, mette tutto il suo corpo nell'azione politica che porta avanti nel tentativo di vincere, sensibilizzare, portare avanti battaglie che riguardano i diritti fondamentali di autodeterminazione dei cittadini e delle cittadine, i diritti di scelta sui nostri corpi, i diritti di scelta sulla dignità della nostra vita e la dignità anche della nostra morte, perché questo è un momento per discutere, dibattere e parlare appunto di un fine vita dignitoso. Non si tratta di morte, ma si tratta proprio di dignità di tutto il percorso della vita, anche della sua fine. Questa è la prima cosa che voglio dire, perché purtroppo la politica, quando dibatte di questi temi, ci va a muso duro, ci va a scontri diretti, ci va con l'atteggiamento tipico delle campagne elettorali, e quindi sembra che ci siano queste grandi contrapposizioni tra la vita e la morte, i pro vita da una parte e chi cerca arrancando di garantire alle donne del nostro paese il diritto all'aborto. Sembra che siamo tutte delle mammane, delle streghe che invece inneggiano alla morte. Anche in questo caso, se si va a muso duro nel dibattito politico, avviene che da una parte hai chi chiede dignità della vita e dall'altra chi ti dice loro parlano solo di morte, noi siamo qui invece per parlare del sacrosanto diritto alla vita. La situazione di adesso, la situazione odierna è una situazione sicuramente complicata. In Italia, come è stato detto molto chiaramente, il suicidio medicalmente assistito è possibile grazie a una sentenza della Corte Costituzionale, è possibile in situazioni particolarissime che devono essere, con tutta una serie di requisiti che devono essere assolutamente rispettati. Ci deve essere una sofferenza insopportabile per il paziente, ci deve essere un'irreversibilità della malattia, ci deve essere ovviamente la piena consapevolezza, coscienza e capacità di autodeterminarsi, di intendere, di volere ovviamente, e ci deve essere soprattutto un sostegno esterno alla sopravvivenza. E questo già è un errore fondamentale che la politica dovrà affrontare a brevissimo, perché già questo
questo dettaglio qui non è nel filmato non ne hanno parlato, ne hanno accennato, ma questo dettaglio qui è già un primo elemento di gravissima disparità e di gravissima mancanza di parità di possibilità per i malati e le malate italiane, perché significa che se io ho un supporto meccanico alla sopravvivenza, allora posso accedere al suicidio medicalmente assistito. Se io vivo tra atroci sofferenze, sono un malato terminale di cancro, vivo tra atroci sofferenze, ma non ho un supporto che mi tiene in vita, io non posso accedere a questo tipo di trattamento. E questo tipo di vincolo aiuta moltissimo, non a noi, ma a chi ha un parere differente rispetto al nostro, aiuta moltissimo le statistiche, perché dice quanta gente vorrebbe richiedere, quanta gente fa richiesta per il suicidio medicalmente assistito. Se noi aprissimo la possibilità anche a tutti quei malati terminali che in questo momento non possono accedere, ovviamente avremo una richiesta nettamente enorme. Nelle nazioni dove tutto è regolamentato da delle leggi specifiche, la maggior parte dei pazienti che interrompono la vita sono tendenzialmente malati terminali di cancro. Quindi questa disparità, dicevo, sicuramente è uno dei primi elementi che noi dovremmo affrontare. Oggi una cosa che a me stupisce moltissimo quando si parla di fine vita, ma quando si parla di tantissimi temi, ma su fine vita io trovo che ci sia proprio una dicotomia incredibile, è proprio la contrapposizione tra tutto il mondo cattolico e il mondo laico, perché noi laici, come ha detto benissimo la protagonista del filmato di prima, guardiamo il cielo e pensiamo oltre a quel cielo non c'è nient'altro. Oggi se io muoio è finita qui, perché io non ho un'aspettativa di una vita oltre la vita terrena. Eppure siamo pronti e siamo coraggiosi, abbiamo questo coraggio di dire la vita per me è vita quando è dignitosa, mentre tutto il mondo cattolico, che teoricamente invece nell'aldilà avrebbe ha un sollievo anche nell'idea di una vita oltre la morte, è quello che tende ad essere più restio. Ma è veramente così? Ma se noi facciamo e chiediamo in giro qual è l'opinione delle persone, dei cittadini e delle cittadine rispetto a questi temi, è veramente così? E qua c'è l'altra grande discrepanza tra quello che pensa la gente e quello che pensa la classe dirigente. Perché attorno a noi, se voi provate a fare un censimento tra i vostri amici e le vostre amiche, tra i vostri parenti, eccetera, scoprirete che ormai il tema del fine vita, così come lo stiamo trattando qui, ovvero malattie che non sono risolvibili, sofferenza, supporti vitali esterni, eccetera, tutti ormai, una percentuale elevatissima, pare l'80% della popolazione italiana, ormai sono d'accordo alla necessità di regolamentare questa cosa. Ma c'è sempre un'enorme discrepanza da quello che il mondo è pronto ad affrontare e quello che la politica è pronta ad affrontare e ha il coraggio di affrontare. Per questo per tantissimi temi, per temi etici, spesso anche la Comunità Europea suggerisce che in realtà le assemblee dei cittadini e delle cittadine, il coinvolgimento dal basso, il racconto, l'unione di gruppi di cittadini che possano aiutare anche la politica a prendere un'iniziativa e a comprendere quale sia la strada migliore, siano assolutamente necessari ed efficienti. Ora, questo è ad esempio il lavoro delle associazioni, il lavoro che fa da anni l'associazione Luca Coscioni, il lavoro di sensibilizzazione costante, che noi però come mondo politico, come rappresentanti politici dobbiamo avere il coraggio di prendere e trasformare poi in legge, perché una cosa fondamentale sulla quale io mi batto e che credo debba essere proprio una priorità per tutte e per tutti
importanti è che i diritti civili non possono e non devono più passare attraverso i tribunali. Non è più accettabile che per avere un diritto garantito, che possa essere il diritto di 2 mamme a registrare un bambino all'anagrafe, o che possa essere il diritto di aver riconosciuto il fatto che un comitato scientifico, un comitato etico ti prende in carico, decida se tu sei un soggetto che può accedere o meno al suicidio assistito, non è più accettabile che passi attraverso un processo, un interessamento della procura, attraverso un tribunale. Ed è per questo che servono ovviamente le leggi. Anche a livello nazionale si sta facendo qualcosa. Attualmente ci sono 9 leggi in realtà sui tavoli del governo italiano, alcune leggi della Camera, alcune al Senato, anche una del Partito Democratico, che vi dico sono contenta che anche il mio partito abbia presentato una legge, che nel momento in cui sono arrivate su quel tavolo sono già tutte vecchie e già tutte insufficienti, appunto perché semplicemente prendono atto della sentenza della Corte Costituzionale, quindi chiedono appunto tempi e modi univoci per l'applicazione. Però il lavoro da fare è sicuramente ancora moltissimo. Io sono contenta, credo che spero che la Regione Sardegna riesca finalmente ad avere una sua legge, che spero venga portata in commissione. Io ho la fortuna, anzi l'onore, di presiedere la seconda commissione, che ha tra le deleghe anche quella dei diritti civili, quindi a me, io sarei veramente onorata di poter portare questa proposta di legge nella nostra commissione. Questo lo dico perché credo che sia utile e importante sottolineare una cosa: le grandi battaglie politiche, anzi i grandi cambiamenti sociali, i grandi cambiamenti della nostra società sono sempre avvenuti attraverso dei grandi compromessi tra tutto l'arco costituzionale. Noi abbiamo votato la legge sul divorzio, la legge sull'aborto insieme all'aborto, insieme alla democrazia cristiana. Sono stati tutti dei grandi compromessi che sono partiti sicuramente da una parte del mondo che ha lottato, che ha sensibilizzato, ma poi certe cose sono state comprese quasi da tutti, ovviamente non al 100%, ma sicuramente sono state abbracciate da tutti, e questo è importante per avere delle leggi che siano delle leggi stabili, delle leggi che non siano impugnabili ciclicamente al governo successivo e che possano essere durature nel tempo. Quindi io spero che ci sia un dibattito anche in Consiglio regionale su questa legge. Il Consiglio regionale prenderà sicuramente questo testo e spero che però lo possa discutere con tutti i colleghi e con tutte le colleghe. Se ci saranno necessità di miglioramento, verranno anche apportati dei miglioramenti, ma credo che sia indispensabile avere delle linee guida che dicono in ogni situazione che cosa fare, e che non sia più una battaglia o un percorso ad ostacoli, che semplicemente chi ce la fa di più, chi ha più denaro da spendere, chi ha più energie, alla fine riesce ad arrivare alla meta, e chi invece è stanco, non ce la fa più e non se lo può permettere, rimane indietro e rimane a casa. Grazie all'onorevole Camilla Soru, soprattutto per questo orientamento che ci lascia al dibattito e al confronto, e che condivido. I diritti civili non possono essere solo una materia che viene trattata dai tribunali, deve ritornare il primato della politica su il trattamento dei diritti civili. Proveremo ora a collegarci con a mandare un video messaggio registrato di Marco Cappato, che non ha necessità di presentazioni, tutti noi lo conosciamo. Buongiorno, un saluto a tutte le persone presenti, un ringraziamento particolare alle rappresentanti e rappresentanti istituzionali per questo appuntamento che segna la ripresa di un percorso per fare sì che
la Regione Sardegna possa approvare una legge regionale che definisca tempi e modalità certe per poter accedere per le risposte alle richieste di aiuto alla morte volontaria, il cosiddetto suicidio assistito. Il mio non è un vero e proprio intervento, ma è un saluto e un augurio di buon lavoro, in particolare per il percorso della legge in Consiglio regionale, perché c'è innanzitutto un'insidia, lo abbiamo visto in altre regioni dove abbiamo presentato la proposta. L'insidia è quella della manipolazione dell'oggetto della proposta stessa. Temo che anche in Sardegna inevitabilmente si finirà per discutere, dividersi e schierarsi tra i favorevoli e i contrari al cosiddetto suicidio assistito, magari persino all'eutanasia. Non è questo naturalmente l'oggetto della proposta di legge, non potrebbe essere di competenza regionale, quindi il primo vero compito, la più grande difficoltà che avete innanzitutto le consigliere e consiglieri regionali, è quello di difendere il reale contenuto della proposta, perché se si riuscisse a parlare del reale contenuto della proposta, allora anche molte delle differenze, degli scontri che abbiamo visto solitamente si incardinano su questa proposta non avrebbero senso di esistere, perché per qualsiasi pratica già legale, come lo è in ragione di una sentenza, anzi 2 sentenze della Corte Costituzionale del nostro Paese, l'aiuto medico alla morte volontaria, è chiaro che quando un diritto è garantito, poi è responsabilità di chi quel diritto deve fare rispettare, in questo caso il sistema sanitario, quindi in questo caso la specifica competenza di Regione Sardegna, assicurarsi che questo diritto possa essere usufruito, possa essere attuato con modalità e tempi che garantiscano al massimo la persona debole, la persona, in questo caso la persona che è sottoposta a condizioni di sofferenza insopportabile, di patologia irreversibile, chiede la verifica delle proprie condizioni. Quindi se si riuscisse a mantenere il dibattito sul merito della proposta, sono sicuro che anche molte delle polarizzazioni, degli scontri che quasi inevitabilmente si produrranno non avrebbero luogo di esistere. Quindi questa è una battaglia, un percorso innanzitutto per la reale conoscenza dell'oggetto di questa legge regionale. Sicuramente non devo dilungarmi su questo punto, lo avete già ben presente, magari molto meglio di me. Voglio solo sottolineare un punto, che avere tempi e procedure certe è una garanzia sia per le persone che chiedono l'aiuto alla morte volontaria, ma anche per gli operatori sanitari, perché così hanno un contesto dove la propria professionalità possa essere esercitata senza incertezze. Tra l'altro, credo anche che sia molto importante dare delle risposte rapide a chi chiede l'aiuto alla morte volontaria, a maggior ragione quando non hanno diritto a accedere a questo aiuto, perché a maggior ragione per quelle persone che siamo persone che chiedono di essere aiutate a morire, ma perché sono in una condizione, non so, di depressione. Ecco, a maggior ragione per queste persone è importante dare una risposta tempestiva, quindi questa legge non corrisponde alla battaglia sul diritto alla vita, il diritto alla morte, risponde a una organizzazione professionale e rispettosa dei diritti e della dignità delle persone che soffrono, ma anche del personale sanitario, e per fare ogni cosa possibile perché questi diritti siano garantiti. Quindi buon lavoro a tutte e tutti noi, voi in particolare lì
Sardegna, e cercheremo come associazione Luca Coscioni di dare il massimo sostegno per questo percorso. Grazie. Allora, grazie a Marco Cappato per l'intervento, che è certamente illuminante e di ispirazione per tutte le persone impegnate all'interno di questo percorso, volontari, attivisti e personalità del mondo della politica. Vorrei chiamare qui e dare la parola al dottor Daniele Farci, oncologo, vicepresidente del Comitato Etico della Sardegna. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Un ringraziamento all'associazione Luca Coscioni per l'invito, per l'impegno quotidiano. Un ringraziamento che io faccio prima di tutto da libero cittadino e poi da componente del comitato etico e della Sardegna e da oncologo. Quale può essere il ruolo del comitato etico in questo ambito? Nella speranza che il cammino della proposta di legge vada a un fine quanto prima, perché la problematica della rapidità in questo genere di situazione è una problematica molto importante. Una volta che questa legge viene approvata, quelli che sono i richiedenti per poter accedere a questo ausilio al suicidio medicalmente assistito vengono esaminati da una commissione che verrà nominata dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi dalle ASL, una commissione formata fondamentalmente da anestesisti, da palliativisti, da psicologi, e questa commissione esprimerà un giudizio di natura, direi, prettamente burocratica, nel senso se il paziente richiedente possiede i requisiti per accedere a quello che definirei meglio come la richiesta di aiuto a morire. Ma il comitato etico avrà in questo senso un ruolo assolutamente fondamentale, perché rappresenterà l'aspetto etico, ovvero sia rappresenterà quell'insieme di persone che esprimeranno una valutazione su quello che è lo stato morale, lo stato psicologico, la reale sofferenza del paziente, del richiedente. Il comitato etico della Regione Sardegna nella normalità esprime delle valutazioni su sperimentazioni che riguardano farmaci, che riguardano dispositivi medici. In questo caso sarà per noi molto importante fare un passo in avanti, un passo molto significativo, nel quale appunto dovremmo esprimere delle valutazioni etiche sul paziente richiedente, dovremmo comprendere in tempi molto rapidi quelle che sono le esigenze del paziente, quella che è la reale problematica della sofferenza morale, psicologica del paziente che lo porta a fare una richiesta di questo genere. Io penso che il ruolo del comitato etico sarà importante anche nelle situazioni nelle quali la commissione dell'ASL riterrà non idoneo il paziente, riterrà che il paziente non possiede i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito, perché quel paziente ha comunque diritto a una tutela, ovviamente, dei propri diritti, dei propri valori, della propria dignità. Io, nella mia esperienza quotidiana pluridecennale di oncologo, sono abituato a convivere con la sofferenza fisica, con la sofferenza psicologica dei pazienti, sono abituato a confrontarmi con la tematica della morte, conosco quelli che sono le varie sfaccettature del modo con il quale il paziente si approccia al pensiero della morte. Penso che io ho vissuto un'epoca nella quale la morfina era demonizzata, nella quale tutti gli oppiacei
era assolutamente demonizzato. Allo stato attuale delle cose c'è la libera prescrizione della morfina, ma nel quotidiano spesso mi scontro con dei medici di medicina generale che pongono dei freni alla prescrizione di opiaceo, o viceversa con un atteggiamento da parte dei pazienti stessi o soprattutto da parte dei loro familiari di freno nei confronti dell'utilizzo di farmaci che possono contribuire a alleviare le loro sofferenze. Quindi direi che in ogni caso siamo in una fase nella quale ancora dobbiamo fare dei passi in avanti. Da questo punto di vista io penso che lo sviluppo delle cure palliative rappresenti sicuramente un elemento peculiare, perché noi nella nostra realtà isolana, nella nostra realtà cittadina, abbiamo la fortuna di avere pochi palliativisti, abbiamo un'assistenza domiciliare che è sostanzialmente inesistente, abbiamo solo un hospice funzionante, quindi direi che tutto questo deve essere parallelamente a queste tematiche che riguardano la libertà individuale, tutto questo deve essere attivato, anche perché assistere il paziente, garantire al paziente un apporto nelle sue fasi della malattia, sicuramente lo può portare anche a magari pensare un po' di più al fatto che la vita comunque vada. Il paziente deve essere messo nelle condizioni migliori per vivere la propria malattia. Grazie. Grazie al dottor Daniele Parci, che vi ricordo essere il vicepresidente del Comitato Etico della Sardegna. Vorrei dare adesso la parola alla professoressa Alessandra Pisu, docente di diritto privato dell'Università di Cagliari, attivista storica dell'Associazione per le Libertà Walter Piludu, di cui è stata anche presidente e animatrice di una importante battaglia per l'autodeterminazione della vita di Walter Piludu. Prego. Grazie. Un ringraziamento anche da parte mia naturalmente all'Associazione Luca Coscioni, alle cellule che hanno organizzato questa iniziativa. Ho colto con grande piacere l'invito di Laura Di Napoli che appunto, come diceva Roberto nella presentazione, mi ha invitato a esprimere un parere tecnico un po' su tutte queste questioni complicatissime di cui abbiamo parlato, in quanto sebbene a titolo personale io appunto mi sia battuta anche nella campagna referendaria per l'eutanasia qualche anno fa a titolo personale e in veste di presidente dell'Associazione Walter Piludu, da giurista naturalmente devo esprimere un parere un pochino più misurato e più attento a quello che è veramente lo stato dell'arte e della legislazione e della giurisprudenza nel nostro paese. Naturalmente in un pomeriggio come questo, intenso, ricco, sono state ricordate tante vicende, da quella Englaro a quella di Welby, Piludu, fino alle ultime, che sono tuttavia dal punto di vista giuridico a tenere molto molto distinte tra loro, perché adesso io non ho il tempo, però è bene ricordare che ci sono alcune situazioni quali quelle in cui versavano allora Eluana Englaro e poi Welby e poi Piludu, nelle quali oggi come oggi esiste un vero e proprio diritto, il diritto che ciascuno di noi ha in base a una legge dello Stato di rifiutare o interrompere un trattamento di sostegno vitale. Quindi diciamo fino a qui la nostra libertà è garantita, anche se non dobbiamo mai dimenticare che tra l'affermazione legale di un diritto e la sua attuazione passa sempre un mare di problemi che sono collegati poi all'organizzazione anche banalmente delle strutture sanitarie. Il problema di cui più si parla oggi, anche con riguardo a questa proposta di legge regionale, è quello dell'attuazione di un'altra forma di libertà di scelta nel fine vita, che è quella di procedere eventualmente
a un suicidio medicalmente assistito, cioè una morte che il paziente che si trova in quelle gravissime condizioni che sono state descritte si dà da sé con l'autosomministrazione di una sostanza letale e che in base alla sentenza della Corte Costituzionale che è stata più volte richiamata è un diritto riconosciuto nei limiti in cui ci siano ben precisi presupposti. Il più discusso, il più complicato e quello sul quale c'è una grande novità, sempre della Corte Costituzionale, è proprio quello della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale. Questo è un punto sul quale io vorrei dire due parole, perché nessuna legge regionale su questo potrebbe aumentare i nostri spazi di libertà. C'è stata a giugno-luglio di quest'anno una ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale, la 135, di cui si è parlato poco perché diciamo che formalmente è una pronuncia che non ha dato ragione ai ricorrenti, ma leggendo la quale noi troviamo un passaggio molto molto importante, che è quello in cui i giudici della Corte Costituzionale sposano una lettura molto ampia del requisito di trattamento di sostegno vitale, che se fino a poco tempo fa era agganciata alla sussistenza di trattamenti come la respirazione assistita, la nutrizione, l'idratazione artificiale, quello che banalmente si chiama come essere attaccati a una macchina, poter staccare una spina, un presidio medico. Oggi come oggi invece noi possiamo dire che il trattamento di sostegno vitale è anche ben altro. Ciò per esempio che abbiamo visto raffigurato nelle operazioni quotidiane alle quali si deve sottoporre una paziente come Laura Santi. La Corte ci dice, nega in sostanza, rigetta il ricorso che è stato fatto, dice che non c'è un'illegittimità costituzionale della norma come noi ora l'abbiamo riscritta dalla Corte Costituzionale nel 2019, però dice attenzione, questo requisito dell'essere il paziente sottoposto a un trattamento di sostegno vitale deve essere interpretato in modo tale da includere anche tutte quelle condizioni nelle quali il paziente ha bisogno per esempio di operazioni manuali come quelle di svuotamento dell'intestino, aspirazione del muco e altre, che aggiunge addirittura la Corte spesso non sono neanche operate nella quotidianità da medici, ma da familiari, caregiver e quant'altro, e chi si trova in quella condizione quindi rientra perfettamente in quel quadro che consente ancora in Italia, rende illecito il suicidio medicalmente assistito. Cosa però di buono può fare una legge regionale come quella che speriamo appunto vada in porto? Sebbene non dimentichiamo che esistono anche qui dei problemi, perché è chiaro che ci sono delle competenze legislative oltre le quali non si può andare a livello regionale, e siccome qui questa sera tanto si è parlato di disparità di trattamento, non dobbiamo neanche dimenticare che se i passi in avanti in questo percorso vengono fatti a livello regionale, quindi in alcune regioni sì, in alcune regioni no, si pone ugualmente un problema di diverso trattamento dei malati in Italia. La legge regionale di cui si parla può di buono dettare delle regole attuative e una procedura il più possibile snella e che imponga dei tempi certi affinché i pazienti che hanno diritto a veder verificata la propria condizione trovino una risposta, cosa che nelle esperienze che sono state ricordate finora non è ancora appunto avvenuto. Un'ultima cosa vorrei dire per non annoiarvi troppo, non so se chi di voi segue queste tematiche può ogni tanto sentir parlare, perché dagli organi di informazione gli organi di informazione riferiscono di queste decisioni, di decisioni come quella della Corte Costituzionale che vi ho appena detto, formalmente di rigetto, ma c'è anche un'altra recente pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo su una vicenda, un ricorso che è stato promosso proprio agosto dell'anno scorso da un giovane avvocato, oltretutto un attivista nei diritti civili, con SLA diagnosticata, ancora in una fase nella quale non ha iniziato un trattamento di sostegno vitale e che rivendicava davanti è ungherese, rivendicava davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo il riconoscimento del suo diritto a poter decidere quando eventualmente porre fine alla sua vita anche con l'aiuto di terzi, quindi del sistema sanitario, a prescindere dall'arrivare al punto di essere sottoposto o dover rifiutare un trattamento di sostegno vitale. Naturalmente lì la Corte Europea valutava la coerenza, diciamo, della legislazione ungherese rispetto ai nostri diritti fondamentali sanciti a livello europeo e
una piccola nota, il governo italiano non ha mancato di costituirsi al fianco del governo europeo per difendere quel tipo di legislazione che è ancora più restrittiva rispetto a quella italiana, perché in Ungheria è vietata non solo l'eutanasia come in Italia, ma anche ogni forma di suicidio medicalmente assistito. Ebbene, anche lì chi avrà letto la notizia potrebbe aver letto che la CEDU ha rigettato il ricorso. È vero, ha rigettato il ricorso, perché quel tipo di legislazione non viola, diciamo, i diritti sanciti dalla Carta europea dei diritti dell'uomo, ma la Corte dice: attenzione, una scelta che un eventuale Stato, l'Ungheria, l'Italia, un qualunque Stato dell'Unione Europea, dovesse fare di segno diverso, cioè allargando i diritti e quindi realizzando un diverso bilanciamento tra l'autodeterminazione individuale e la tutela del diritto alla vita, sarebbe comunque compatibile con i valori che noi abbiamo sanciti a livello europeo. Quindi è molto importante, di fronte a queste pronunce giurisprudenziali che segnano sempre un piccolo passo in avanti in questo percorso, leggere il testo, perché da lì si ricava sempre anche una nota, diciamo, positiva, se così la vogliamo chiamare, in questo percorso che, insomma, tutti siamo impegnati a alimentare. Grazie. Grazie professoressa Pizzo. Abbiamo un po' di tempo a disposizione per qualche intervento di confronto e di dibattito. Prego, si avvicini pure qui, perché siamo in diretta, così anche le persone collegate che non potevano partecipare. Aspetti, c'era la signora prima, prego. Buonasera a tutti. Per me questo è un argomento molto caro, quello di fine vita. Io sono un medico palliativista e mi occupo da 12 anni appunto di accompagnamento terminale e mi occupo del parlare della morte, dei bisogni spirituali e di ciò che necessita non solo dal punto di vista fisico, perché le cure palliative non sono solo un supporto farmacologico. Ci prendiamo cura al 100% di tutte le sfere della persona da un punto di vista quindi sociale. E come voglio appunto riallacciare all'intervista bellissima che avete fatto vedere nel video della paziente con la giornalista, come una malattia porta appunto a distruggere la vita, la qualità della vita. La finalità è mantenere qualità di vita. Giustissimo il vostro fare, meraviglioso, perché si possa decidere in autonomia, a prescindere da quello che pensa il medico. Ogni paziente decide quando, come. Ma io qua voglio fare un appunto. Deve essere la fine di un percorso che è iniziato anni prima. E non è solo, è vero come diceva il collega anestesista, le cure palliative non risolvono tutti i problemi, tutti i dolori. È vero. Però io vi parlo di grossi numeri. In Italia chi ha diritto alle cure palliative di fatto alle cure palliative sono il 35% delle persone che ne hanno diritto. Okay? In Sardegna siamo al 30%. Ogni anno abbiamo 8.000 pazienti che hanno necessità di cure palliative. Questo vuol dire solo che nel 2005 ce l'avranno, 5.005 no. Allora, che succede a questi pazienti che non hanno la possibilità, perché non c'è il centro di cure palliative, perché sul territorio non ci sono medici che vanno? Che succede a questi 5.500 pazienti tutti gli anni? Succede che chiaramente, maggiormente, avranno un dolore, una qualità di vita con una sintomatologia incredibile, per cui la ricerca di dire basta attraverso anche la morte, perché comunque come abbiamo detto la morte fa parte della vita ed è una scelta, però non gli abbiamo dato la possibilità di avere il supporto in questo frangente, negli anni, negli ultimi mesi, nei 6 mesi, nell'ultimo anno. E allora io dico, le cure palliative sono un diritto costituzionale, sono un diritto dalla legge 38 del 2010, 14 anni fa. Di fatto, a oggi,
stiamo parlando del Cagliaritano, sul territorio non ci sono medici palliativisti che vanno a casa. Io ho visto in questo video una cosa, credo che anche questa donna non abbia avuto le cure palliative. C'era una badante che non era formata a prendere in braccio, a gestire la persona. Come una badante si prende cura di una paziente così delicata? Come mai non c'erano le cure palliative 7 giorni su 7? Perché non andava il medico tutte le settimane o se c'era bisogno anche 2 volte alla settimana e là dava supporto a quel povero uomo, il caregiver e il palliativista si prende cura non solo del paziente ma anche della famiglia, del caregiver soprattutto, perché è stato lasciato solo. È chiaro che sono in queste condizioni. Poi la loro scelta non cambierà e va bene, è una scelta, ma dobbiamo metterle in condizioni queste persone che facciano le loro scelte dopo aver vissuto tutto, aver avuto dignitosamente tutto il supporto che deve essere dato. Scusate, ma devo finire. Grazie, dottoressa. Maria Cristina Deida. Maria Cristina. Grazie alla dottoressa Maria Cristina Deida. Prego. Si accomodi. Sono permesso di parlare, dare qualche spunto a chi dovrà rispondere a tutte le domande che sono state poste stasera e in particolare quindi ai politici che dovranno gestire questo aspetto che non avrà mai soluzione intanto che si porranno problemi ideologici alla materia di cui stiamo parlando. Problemi ideologici che sono di natura religiosa, di natura di corporazioni, di 1000 nature, che impediscono una buona applicazione di un diritto che è individuale, inalienabile e intoccabile. Perciò io pongo il problema dal punto di vista della giustizia sociale. Perché dico giustizia sociale? Dico giustizia sociale perché se io ho la possibilità di andare in Svizzera spendendo 20.000 euro, io decido il mio domani, ok? Quindi nessun problema, perché ho questa possibilità slegata da tutto quel contorno che oggi ci attanaglia e da un punto di vista anche potrebbe scapparci quasi una risata, ma diventerebbe anche per il legislatore una riforma a costo zero. Non solo a costo zero, ma probabilmente il sistema sanitario nazionale ci guadagnerebbe. Se le procedure sono scevre di 100.000 passaggi che si sa già in anticipo che non potranno essere affrontati dal Servizio Sanitario Nazionale perché non ci sono le condizioni per assistere queste persone, non dico in casa, ma neanche in centri di raccolta, perché non ci sono queste condizioni. Quindi ci stiamo prendendo in giro, va bene? Quindi non solo sarebbe un'operazione a costo zero, ma in prospettiva sarebbe un risparmio del Servizio Sanitario Nazionale, perché molte volte purtroppo il politico dice non abbiamo le risorse per portare avanti questi discorsi. Bene, la risposta a questa mancanza di risorse è esattamente il contrario, perché chi decide in quel senso sta togliendo al pubblico, sta evitando che spenda inutilmente dei soldi per seguire tutta una serie di passaggi che non potrà mai seguire, però sono dei costi che vengono sostenuti e ipocritamente noi facciamo finta che questi costi li possiamo affrontare, pur sapendo che non li potremo affrontare. Però questi costi esistono, le spese, chi le subisce le spese di tutto questo? Il singolo cittadino che ha diritto a decidere sul proprio dopo cosa farne o non farne, fermi restando solo diciamo dei limiti necessari ma molto contenuti che non impediscono comunque la libera scelta del cittadino a cui si vorrebbe risolvere, perché altrimenti torniamo al discorso di prima: ho la possibilità di farlo, me ne vado in Svizzera e ho risolto il problema. Ma non è questa la risposta la dobbiamo trovare qui da noi in Italia o negli altri paesi europei, che si trovino quelle procedure snelle che consentono di dare delle risposte reali, se ci sono, altrimenti in ultima analisi venga data la possibilità al cittadino di decidere come meglio crede. Altrimenti potrebbe essere un invito quasi al suicidio personale,
la mancanza di tutte queste cose, sì, tu sei libero di suicidarti, ma non è certamente una risposta. Grazie. Mi ricorda il suo nome? Mario Cadino. Mario? Cadino. Grazie al signor Mario Cadino per l'intervento. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, prego, avvicinati. No, avvicinati perché siamo in diretta, ci sono delle persone che non possono, per motivi fisici, per questioni legate alla propria disabilità, avvicinarsi, quindi avevano necessità di essere collegati, quindi ti chiedo, prego. Allora, niente, io volevo chiedervi se messo un attimino l'accento sul vocabolo suicidio e morte assistita, proprio perché il signore che è andato via prima, dove è andato? Cadino è lì. Eccolo. No, ma non parlavo di lei, parlavo a livello proprio di cioè di concetto di quello di cui stiamo parlando stasera. Allora, nel suicidio una persona sceglie scientemente di andare via autonomamente con le sue mani e lo può fare, che è un atto di egoismo, se vogliamo, all'ennesima potenza, ma sceglie lui di farlo. Nel caso invece della morte assistita deve essere aiutato anche in questo. Quindi io credo che fondamentalmente bisognerebbe già iniziare a cambiare questo vocabolo. Qua non parliamo di suicidio, ma parliamo di morte assistita, perché se uno avesse la potenzialità di suicidarsi non staremo qua a discutere. Prende, fa quello che deve fare autonomamente, questo non si può fare, e quindi perché sono persone che non possono materialmente neanche compiere questo gesto. Quindi iniziamo a dare il nome alle cose, quelle che realmente sono. Quindi qui si parla di morte assistita, non si parla di suicidio, perché in Italia noi siamo ancora dominati, è inutile che lo vogliamo negare, dalla religione cattolica, quindi se già utilizziamo la parola suicidio, questo progetto molto difficilmente andrà avanti, cioè ci stanno per togliere delle cose per le quali ci siamo battuti, come l'aborto, eccetera. Figuriamoci se andiamo a portare avanti una battaglia con nome di suicidio. Quindi quello che vorrei dire io ai politici che sono presenti qua, che speriamo che facciano quello che dovrebbero fare, che tutti noi stiamo cercando insistentemente di invogliarli a fare, è quello appunto di utilizzare prima di tutto i vocaboli corretti, sia in questo caso sia anche per quanto concerne i femminicidi. Io mi sono occupata per anni di questo, ero presidente di un centro antiviolenza e sono scientemente fuggita perché ho raggiunto ovviamente il burnout, ma perché mi sono resa conto dopo anni che non c'era sicuramente il supporto né dal punto di vista politico né dal punto di vista della società. Come lo vedete tutti quanti, oggi più che mai, questo è uno dei problemi che è uno dei cancri della nostra società. Probabilmente perché non è stato mai dato il nome corretto, femminicidio, perché le donne sono state uccise in quanto donne, e perché non si è mai preso la politica, non si è mai presa, diciamo, la briga di occuparsi di questo. Quindi quello che chiedo ai nostri politici è: date il nome corretto alla morte assistita e cerchiamo di occuparci di questa cosa più che dell'aspetto economico, perché ricordiamoci che la sanità in Italia non si occupa dei vivi, di quelli che vogliono vivere, figuriamoci se si occupa di quelli che vogliono morire. Quindi diciamo che il discorso è un po' complesso. Vi ringrazio e scusatemi per me. Grazie Francesca. Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo avviarci alle conclusioni di questo incontro, che non è il primo e l'ultimo incontro, ma è il primo di una numerosa serie di incontri organizzati in Sardegna, a partire da Cagliari, per cui questo è un arrivederci anche perché avremo necessità di organizzarci con le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa. La speranza e l'auspicio è che altre organizzazioni sociali
sindacati, movimenti, partiti politici aderiscano a questa battaglia di civiltà, questa battaglia di autodeterminazione e di autonomia dei diritti individuali. Ritengo che con il sostegno di queste organizzazioni saranno organizzate nel territorio della Sardegna altre iniziative. Che dire, le cellule di Cagliari e della Sardegna, dell'associazione Luca Coscioni, certamente gradiranno un sostegno da parte nostra, da parte di chi crede nei loro ideali e nei loro intenti, per cui direi che non sarebbe una cattiva idea iscriverci a queste organizzazioni. Grazie, alla prossima. Magari ci incontriamo sì. Ok, lei Angela Lai.